Ieri ci siamo occupati della indifferenziata ad Agrigento relativamente alla raccolta del secco, una semplice operazione trasformata però in una vera e propria farsa, tanto da scatenare la satira agrigentina. A rendere ridicola la situazione ci si è messo un episodio davvero curioso che la dice lunga sul modo di gestire i rifiuti, naturalmente quelli raccolti porta a porta. Siamo una squadra fortissimi, bastanti gente fantastici e non potremo perdere e fa piure merda. Cosa è successo lo raccontano le immagini che dimostrano quanto sia rischioso circolare dietro i mezzi adibiti alla raccolta privi di rivestimento previsto per il trasporto con i rifiuti, carta e cartone nel nostro caso, che vengono disseminati lungo il percorso. Da qui la constatazione che a sporcare ad Agrigento non sono soltanto i soliti incivili sorpresi dalle telecamere, c'è dell'altro che ci si augura resti un caso isolato. Aggiungiamo che l'autista del mezzo in questione è stato sanzionato dalla SEA, che si è premurata a chiedere scusa ai cittadini.